Cari telespettatori, rieccoci insieme, un altro appuntamento in collaborazione con Confcommercio Veneto, un'altra ricetta, questa volta ripescata dalle vostre richieste, che vi quindi ripresenteremo, perché quella è una di quelle, ce ne sono state anche altre, che ha sortito maggior curiosità ed è stata anche un bel riscoprire la tradizione. Sarà l'occasione come sempre per fare il punto su vari aspetti che riguardano in generale il settore di cui si occupa Confcommercio. L'attenzione viene puntata sul pane, il pane fonte di benessere e di vita, quindi in senso generico. Parleremo di questo ma di altro ancora. Come sempre supportati da Edison Mariva, consigliere delegato di Confcommercio. Ben Grazie ritrovata. di essere qui con noi, che pungolerà gli altri nostri due interlocutori, Fiorenzo Marcato, presidente regionale 50 e più. Grazie di essere qui con noi. Ci racconterà anche di questa associazione che è sempre interessante capire cosa fa, cosa si occupa, che opportunità dà agli iscritti, quindi stimolare anche voi che ci chiedete sempre informazioni su tutto quello che esiste e si cerca di darvi delle opportunità ulteriori. E poi abbiamo anche Massimo Gorghetto, presidente regionale panificatori FIPA Confcommercio. Grazie anche a lei. Grazie. Ed ecco il tema di quest'oggi, il vero pane. C'è ancora, cosa mangiamo, cosa facciamo mangiare ai nostri bambini, e perché tante volte ci sono dei problemi anche di intolleranze alimentari. Ma è possibile trovare il vero pane? E perché c'è stato un crollo comunque nella vendita dei panificati in generale con la crisi, dovuto a che? Insomma, sono varie questioni che emergeranno. Beh, diciamo, il tema è intrigante perché il pane è uno dei prodotti trasformati che nasce dalla natura, di composizione semplicissima, è uno dei prodotti simbolo dell'alimentazione, soprattutto dell'alimentazione mediterranea e italiana. È inutile dire che attorno al pane sono ruotate le religioni, ruotano ancora, ruota, diciamo, la logica dello sfamare le persone. Certo, da qualche anno a questa parte il pane, che forse ricordiamo da bambini, io in particolare ricordo il pane di un panificatore che faceva il pane per le caserme, il pane per i militari. Erano pagnottone grandi, squisite. Ecco, adesso l'evoluzione, chiamiamola così tra virgolette, ha un po' cambiato le carte in tavola, non è semplice, ma io credo che ci dia soddisfazione e informazioni il Presidente regionale. Non è più semplice e scontato trovare il pane giusto. Infatti. Ci sono tanti pani diversi, questo è giusto, è una bella cosa perché va incontro al consumatore, cioè diversificare la produzione di pane, una volta c'era solo il pane comune, il pane all'olio, dico bene, esatto. È un arricchimento, è un servizio in più che si dà al cliente. Però tutto questo sarebbe anche bello venisse fatto là dove si compra, non chissà dove, perché chissà dove può diventare un problema. E credo che, come al solito, come abbiamo fatto in tutte queste puntate, noi dobbiamo semplicemente informare il consumatore, renderlo conoscitore di quello che è il prodotto e il servizio, e poi lui sceglierà e sarà soddisfatto se sceglie bene. Io credo che la parola debba passare assolutamente al nostro Presidente regionale. Ecco, Presidente, a lei per dare delle spiegazioni, e poi l'obiezione che ci è stata posta anche altre volte che abbiamo affrontato così l'argomento, è quello del prezzo del pane, un prezzo che è diventato veramente alto, per cui tante famiglie hanno optato per altre soluzioni, eccetera. Non è un prezzo politico, insomma, per le ragioni che lei ci spiegherà. Ma, ovviamente non... Cioè è difficile trovare il pane, ci sono tutti questi pani speciali, insomma, è rarissimo trovarne e costano. Ripeto, non mi trova completamente d'accordo. Pani se ne trovano buoni e freschi dappertutto, in tutti i panifici artigianali e di qualsiasi prezzo. La gente è sempre più orientata a pani un po' particolari. Oggi, parliamoci chiaro, non è più come 20-30 anni fa, quando si mangiava pane tanto, ma soprattutto perché si aveva anche fame. Oggi il pane è una cosa a cui non rinunciamo sulla tavola, perché fa parte della nostra cultura, però ci si orienta su pani un po' particolari, di gusto, se vogliamo. Il prezzo del pane non è dato dalla materia prima, ma è dato da tutta quella somma di spese che un'azienda di panificazione è costretta a sostenere.
vuoi il personale, vuoi le tasse che abbiamo su qualsiasi adempimento dobbiamo rispettare giustamente, ma sopportando dei costi esorbitanti. Quelli sono tutti dei costi aziendali che se si vanno a fare i calcoli su quello che può costare un chilo di pane, vedrà che il margine è molto poco. E a sostegno di questo lei mi dica quale panificio trova oggi che fa esclusivamente pane. Non esiste, perché se un panificio fa solo pane, chiude dopo 6 mesi. Ecco, pensare al prezzo, anche per esempio a quello della tazzina del caffè, e dimenticarsi del prezzo del quotidiano, significa tornare indietro di 30-40 anni, quando in effetti c'era una strategia politica, un mercato diverso, in cui periodicamente si fissavano questi prezzi. Era un altro mondo, non esiste più, oggi è un mondo più libero. Certo, il consumatore deve avere un bagaglio informativo, e oggi ce l'ha, perché non abbiamo mai avuto tanta informazione in questi anni con internet. È quasi un dramma, perché abbiamo molte più informazioni di 40 anni fa e molte più incertezze e incapacità di scegliere, perché ci manca la conoscenza, la cultura, l'apprendimento. Ecco allora che al di là del costo che serve per produrre un panino, in realtà è la domanda che fa il prezzo. Cioè un panificatore o un barista, il barista, facciamo un esempio che non c'entra col pane, può mettere il caffè anche a 1,50 €, magari a Venezia lo fanno, e funziona finché c'è qualcuno che lo consuma. Il giorno in cui non lo consumeranno lo ridurrà se ce la fa. Se non ce la fa con la sua impresa perché è costosa, uscirà dal mercato. Sta avvenendo questo. Ecco, però dalle indagini che sono state fatte, qua chiedo magari anche a lei, e lo sa benissimo, inchieste anche sul nazionale, le propongono continuamente, le persone sempre più sono orientate a farselo a casa, sto pane. Tanto è vero che la vendita di farina per panificati nelle grandi GDO è aumentata proporzionalmente. È innegabile che tutti a casa abbiamo la macchinetta per fare il pane, cioè che quando ha una la serata si fa il pane come vuole lui, eccetera, e il pane croccante, caldo, chi ha i bambini, o poi so chi ha bambini, ci dà dentro in questo modo, fa presto, durante il giorno la macchina lavora, la sera il pane è pronto e dicono che il risparmio è anche molto molto rilevante. Questo trend senza dubbio è dettato dal fatto che comunque i 4-5 euro per una composizione di pane per la famiglia al giorno pesano, è innegabile. Abbiamo fatto i conti di quanto consuma una famiglia di pane. Oggi perlomeno nel Veneto, abbiamo un consumo pro capite di 80 grammi di pane. 80 grammi di pane pro capite in una famiglia media di 3 persone, 4. Facciamo 4, diventa... Cosa diventa? Diventa neanche 1 euro di pane. È una spesa? Costa 1 euro un caffè. Io dico questo. Allora, poi tra l'altro le macchinette... 1,50 un giornale. Poi tra l'altro la brioche con la colazione alla mattina che tanti fanno. Ma poi tra l'altro... Quindi c'è una priorità di scelta. Il discorso... Allora, oggi la TV ci tempesta di Masterchef, chi fa il pane, chi fa il barista, cioè su questo settore ce n'è di tutto e di più, e tende un po' anche ad appassionare la gente. Allora io apprezzo moltissimo chi si fa il pane in casa, ma non con la macchinetta, perché la macchinetta purtroppo non mi si dica che si riesce a fare un pane buonissimo, perché non è assolutamente vero. Se uno invece ha un po' di passione e segue determinate regole, il pane può farselo tranquillamente, ma con le manine. Poi è chiaro che costa molto meno. C'è la materia prima, non ha sicuramente tasse, non ha sicuramente imposte di insegne o di quant'altro, non ha costi di personale, ha solo la sua passione, la sua fatica, e fa quello che fa. È chiaro che risparmia, ma è come se io mi aggiustassi la macchina quando è rotta, insomma. Certo, non c'è in dubbio. Prego, voleva dire qualche cosa? No, volevo dire che i panificatori hanno anche una professionalità alle spalle. Non si può trascurare il lavoro fatto dal panificatore con la qualità del prodotto certificato, con la professionalità
dell'operatore, e questo che cercano anche, visto che rappresento il mondo degli anziani, credo che anche gli anziani abbiano maggiore attenzione verso questo tipo di cose, perché trovano le cose ben fatte, fatte da un professionista, non da uno che si inventa la mattina e la sera a fare il pane, insomma. E poi ci vogliono anche le giuste diciture anche nei supermercati, il mio modo di vedere, perché nei supermercati vendono pane surgelato chissà dove, lo scongelano e poi ti fanno il pane caldo. Ecco, bisogna stare attenti anche Ecco, a queste però considerazioni. va anche detto che noi abbiamo un sistema di controllo igienico-sanitario e di sicurezza alimentare, forse borbonico, pesante. Credo che in campo internazionale abbiamo il miglior sistema di controllo esistente, quindi non è messa in discussione la salute o la salubrità del prodotto, è messa in discussione la qualità. Certo, uno può andare al supermercato la domenica, magari quando è aperto, prende la baguette surgelata, è una scelta, deve saperlo, punto. Esatto. Se vuole invece una baguette non surgelata, fatta fresca, va a cercarla in un panificio o anche al supermercato se lo dichiara. L'importante è dare l'informazione. Poi il consumatore non vuole spendere i 5 euro che dicevi tu, ne vuole spendere 3,50, 2,50, lo faccia, ma deve essere consapevole. Ecco, qual è il bello della trasparenza del mercato? Che tu compri, spendi dei soldi e acquisti valore. Più spendi, e se l'offerta è corretta, più valore acquisti. Meno spendi e meno valore acquisti. Deve essere una tua scelta. Questo è un mercato. Certo non funziona tutto così purtroppo, perché all'interno del nostro mercato italiano, forse più che in altri, ci sono delle situazioni ibride di abusivismo, di furberie che magari non riusciamo a controllare, ma al netto di questo chi opera nel mercato con le necessarie autorizzazioni e i controlli si confronta col consumatore. Il consumatore deve poter avere la voglia di cambiare, di valutare, di assaggiare. E torniamo al discorso dell'educazione, della cultura e della conoscenza, che è fondamentale per il comportamento di tutte le persone. Qualità, questo è un altro aspetto legato, strettamente correlato. Quindi teoricamente la panificazione fatta a livello artigianale deve dare un certo livello di qualità, di garanzia. Anche le farine stesse, la provenienza delle farine, questa è un'altra preoccupazione. Perché? Perché molte persone cominciano ad avere queste intolleranze intollerabili, perché diventano pesanti. Poi scopre che la farina viene da di chissà quale paese, eccetera, che viene mixata e che il lievito non è un lievito madre, perché pochi usano effettivamente il lievito madre, e ci sono tanti altri componenti che sono frutto un po' di modernità, però non fanno bene alla salute. Che cosa può dire? Allora, faccio una premessa. La nostra categoria probabilmente nel tempo avrà un'ulteriore selezione, ma comunque rimarrà sul mercato chi produce un prodotto di qualità. Quindi la sopravvivenza è legata a questo. Esatto, e non deve avere nessun timore di vendere ad un prezzo che è corretto in base al prodotto che vende. Questo è certo. Le farine in Italia purtroppo non c'è una sufficienza per tutti per il mondo della panificazione. Il grano italiano non è sufficiente. Anche per la pasta, non trascuriamo la pasta, perché volevo vedere quante paste italiane hanno grano italiano. Quindi infatti quello è l'altro problema, la pasta, tanti che non possono mangiarla. Come no, certo. Quindi è chiaro che i mulini si approvvigionano all'estero. Oggi i mulini tra l'altro sono in grado di prepararti delle farine particolari fatte su misura per il tuo lavoro, ma non è che per questo vada a pregiudicare, diciamo, quello che è il prodotto. Poi c'è chi presta più attenzione e magari il grano lo pretende che venga da un certo posto. Ci sono iniziative anche legate a diverse province, a Verona ad esempio ce n'è una, mi sembra che anche a Padova ci sia, sono legate alla coltivazione di un territorio e quindi consumano quel tipo di farina. Però ci vuole del tempo perché bisogna seminare del grano particolare che vada bene e che funzioni per quel tipo di lavoro che un panificatore fa.
Oggi c'è una tendenza, e proprio per rispettare questo problema di qualità, c'è la tendenza c'è un po' un ritorno a farine meno raffinate. Sicuramente la famosa farina 00 che tutti parlano non esiste più, non la adopera più nessuno, perché è una farina talmente raffinata che oltre a non dare nutrimento, non ha neanche sapore, non ha profumo, non ha gusto. resa, insomma. C'è un ritorno a farine tipo 1, tipo 2, l'integrale, farine di cereali particolari, perché si ritornano a quei gusti, a quei profumi che il dottor Sommariva parlava prima. Quando passavi davanti a un panificio sentivi il profumo del pane. Sentivi il profumo del pane perché una volta in un campo di grano magari tiravi su 10 quintali di grano, oggi ne tiri su 40 e quindi Infatti vedo il profumo delle panetterie. è indebolito, ma soprattutto c'è stato questo utilizzo in anni passati di farine particolarmente raffinate che rappresentavano la nobiltà, se vogliamo, del prodotto, perché i nobili, i signori preferivano questo tipo di farina. Oggi c'è un ritorno a questo. Certo. C'è un ritorno perché il gusto deve ritornare. Uno deve, perché ad esempio noi abbiamo abbracciato molto, ma tutto il mondo della panificazione ha abbracciato con entusiasmo, anche se vogliamo, la proposta del Ministero della Salute di ridurre il sale nel pane. Certo. Il sale nel pane Quindi viene ridotto adesso. viene ridotto e addirittura ci sono dei pani, era stato stabilito anche un tipo di pane dove c'era ad esempio solo l'1% di sale. Il sale uccide il gusto. Vero. Un pane toscano che non ha sale assapori molto di più il gusto della farina, del È prodotto. questione di abitudine. Pane sciapo. Ma è una questione, una questione di palato, abitudine, sì. perché non credo che i toscani siano diversi da noi, si sono abituati a mangiare quel tipo di pane e devo dire che anch'io che comunque mangio pane di tutti i tipi, anche quello toscano lo apprezzo, perché è un pane saporito. Comunque salviamo il pane, perché il pane in Italia, parlavi di pane sciapo, ma avrà 1000 tipi diversi di pane, è un valore. Ecco, In Germania, per esempio, c'è lo stesso Semmel da Berlino a Monaco. Qui invece trovi panini di tipo diverso, c'è il ferrarese, ma adesso non ne voglio raccontare, c'è quello romano, quello pugliese, quello napoletano, quello siciliano con i semi di sesamo, che cos'è? Il pane nero, e qua vabbè, insomma, io sono particolarmente in Germania hai due pani, il pane nero e il pane bianco, basta, piatto. Questo è esatto. Allora l'ultima cosa, poi andiamo in pubblicità, ma è riconoscibile la panificazione di qualità? Guardi, allora, bisogna premettere... Dai le istruzioni per l'uso, che voglio andare a prendere il pane. Le istruzioni per l'uso sono queste. I panificatori tradizionali, il panificio artigianale garantisce sempre e comunque un prodotto sano e un prodotto fresco, assolutamente. E poi, c'è chi lo farà meglio, chi lo farà peggio, però non siamo tutti uguali, non abbiamo... E poi il gusto, lei... Ognuno dopo deve scegliere. Ma quale gusto piace a te? Capisco che non puoi discriminare, ma tu, a parte il pane che fai tu, ma se fossi a Palermo e andassi da un panificatore artigianale, come riconosceresti il pane che piace a te? Non dico buono, quello che può piacere a te. Ma, adesso, questo può essere legato ovviamente ad un gusto mio, è una cosa soggettiva. Sì, ma noi siamo curiosi. Io preferirei un pane cotto bene, ecco, digeribile. E come fai a sapere che è digeribile prima? Lo sai dopo, è vero, questo è un altro problema. Il pane si scioglie in bocca quando lo mangi. Ecco, vedi, queste cose qua il grumo. Dovrebbe sciogliersi in bocca. Sì, se lo tieni un po' in bocca con la saliva, si scioglie. E altre cose, bellissimo, questo va bene. Poi... anche il profumo stesso, io sono abituato ad esempio, cosa forse anche antipatica, quando vado in un ristorante e che vedo che già non c'è il pane congelato, è già una grande cosa,
A me piace assaggiarlo tutto, annusarlo il pane, Bravo. perché dà un profumo, ha un... Dovrebbe lasciare un aroma, lo si insomma. riconosce, Certo, riconosce. chiarissimo. Non è quello del pane congelato, purtroppo. E qua abbiamo ottenuto una legge regionale che abbiamo ottenuto solo noi e la Lombardia, un po' per tutelare noi panificatori che facciamo questo lavoro tutte le notti, ma anche per tutelare il consumatore. Infatti. Purtroppo siamo in Europa. È il Lombardo Veneto, e le racconto la storia dopo. Dopo la pubblicità. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo e vi raccontiamo la storia.